Lei recentemente ha partecipato all'inaugurazione della 19ª o penso io 20ª banca che è presente qui nel centro storico di Portogruaro, no? Mi è venuto in mente un'affermazione che aveva fatto in maniera un po' ironica il senatore Scarpa, il quale ha detto l'ho visto sul suo sito, che o anche un centro storico che ha bisogno, Gerardo, Piero, deve essere risollevato, perché il nostro non può diventare, ormai è diventato un paese, un centro storico dove ci sono solamente negozi di mutande, con tutto il rispetto per i negozi di mutande, banche, ma non è Lugano, Portogruaro non è Lugano purtroppo, solo banche, negozi di mutande e negozi di occhiali. Ora, o siamo di quanti orbi e descamisados e smutandados, o forse è meglio che ci diamo una mossa e cerchiamo di fare qualcosa di meglio per la nostra città. Il senatore Scarpa ovviamente quando interviene fa anche delle provocazioni, sì, beh, chiaro. simpatiche. Anche lui ha molto a cuore la città di Portogruaro. No, non c'è dubbio. Dopodiché se pensiamo che a San Donato ce ne sono 40 di banche, forse vuol dire che là girano più soldi magari di qua. La dimensione del problema. Le banche, voglio dire, quando fanno le loro indagini di mercato evidentemente scelgono le location, le località dove c'è interesse, come tutti. E se a Portogruaro scelgono 20 istituti bancari di essere presenti a Portogruaro, vuol dire vuoi perché è vicino alle spiagge, vuoi perché c'è un reddito medio pro capite elevato, vuoi perché c'è un reddito familiare dignitoso, vuoi perché ci sono delle attività, voglio dire, che producono reddito, evidentemente è una scelta che fanno loro, così come è probabile, questo è magari legato anche alle banche straniere, che scelgono voglio dire, di insediarsi in alcuni territori in attesa di sviluppo o di svilupparsi, quindi mi pare di capire che per quanto riguarda il concetto di banche, non avendo un'amministrazione non può incidere in nessun modo, nel senso che è un'attività che non ha bisogno di pianificazione organizzativa da parte del comune. Per quanto riguarda le attività commerciali, io credo che un po' alla volta si stanno razionalizzando e anche risistemando e anche pensando a un marketing commerciale degno di un centro storico di Portogruaro. Ci sono stati negozi aperti nuovi, ci sono stati anche diversità di offerta. È chiaro che il comune di Portogruaro non ha, come nessun comune in Italia, ha la possibilità, una volta che uno ha l'autorizzazione commerciale, che magari è un'autorizzazione che è libera, basta che la chieda e che risponda ai requisiti igienico-sanitari, di sicurezza eccetera, il comune di Portogruaro non può pianificare quanti negozi di occhiali, quanti negozi di intimo, è il mercato poi che detta. È il mercato che detta le regole. Quindi a volte anche a me dispiace vedere molte attività similari, perché questo creano poca attrattività al centro storico, però non è che io posso, o che un'amministrazione comunale può impedire che questo accada. Il mercato è libero e quindi ognuno, voglio dire, apre un'attività in rapporto agli obiettivi che si propone.